Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Allora, oggi siamo su Pokédex Video. È un gioco gratuito, ma come dire, ma il problema è che è un po' difficile quanto dobbiamo giocarlo. Ma non importa perché l'importante è che stiamo qua. E oggi vi farò vedere i miei pet. Allora, ho il primo che si chiama Pippo, che era il primissimo che avevo, mentre Pippa era la mia preferita, infatti non la uso quasi mai perché non voglio che cresca, perché mi piace da piccolina, che se diventa grande per me è molto brutto quanto i miei pet diventano grandi. Non mi importa per... Oh mamma, questi si sono innamorati cosa, vabbè. Non mi importa per gli altri cuccioli, ma per Pippa non importa un mondo, perché il pet è più bello. E comunque io non posso acquistare nulla dalla carta, perché non mi danno il permesso. E quindi, oh mamma, non ho le scarpe, mi metto lì questa. E quindi devo per forza accontentarmi. Cioè anche se è un po' doloroso accontentarmi, però io volevo tanto acquistare questo, ma non si fa. I miei genitori non mi danno il permesso, quindi penso che non sono l'unica, perché tante altre persone. E comunque, ma comunque sono felice per quello che ho, perché comunque ho tantissimi videogiochi. E me ne contento perché rimango sempre una persona felice. Comunque, io non capisco proprio a cosa serve. Non capisco nulla dell'inglese. Non me ne importa un picco secco. Ok. Ci sono... ok, questo. Ah, ok, ho capito. Ecco. Che ha? Non mi viene... Ah, ora ho capito. E perché sono in trasmissione. Sì. Ok, comunque adesso vado dal robot. Andiamo. Uso questo modo che è più veloce. Così non devo per forza camminare, ma devo ballare e camminare. Ok, faccio il parkour. Aia! Queste mosche. Comunque qua, se non riesco a fare qualcosa mi arrabbio. C'è un caldo terribile qua, Tunisia, guarda. Non ne voglio neanche parlare qua. Cioè, è terribile questo caldo. Comunque, sì, quindi sono Tunisia. Aia! E le mosche. Ma ne parliamo per le mosche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniziamo. 3, 2, 1. Iniziamo! Ok. Aia! Non fa molto, ma... Mamma. Ah, ecco, sì. Stavo che era... Sì, già è tardi. Comunque sì, c'è il tempo. Eccolo, è qua. Questa, guarda, è la mia preferita. Proprio la mia preferita. Wow! No, ne sono caduta. Vabbè, tanto è l'acqua. Se non decidessi stare nell'acqua, se cadiamo, possiamo comunque nuotare, non moriamo ovviamente. O saltare, cioè, o camminare. Ma è difficilissimo però camminare. Quindi io sempre provo a... Provo, però è molto difficile. Guarda, già perdo. Ok. Raga,
per prendere, ormai non saprò più cosa fare, credetemi. Ok, vado così ed eccomi. Non ti sto venendo, hai perso troppo tempo, si va così, ecco. Ok, ce la posso fare. Respira, respira, respira. Così, così. No. Ecco. Sta finendo. Oh my god. Qualcuno non può aiutare. Ok. Mi hanno dato 200 euro e 5 ticket. Non so se dirlo, se essere felice o ad essere triste. Ok, pensavo che il ticket erano i soldi, pensavo che i soldi erano il ticket. Non c'è proprio, la mia testa si addormenta adesso, sta addormentando. Ok, adesso esco un attimo fuori. Comunque volevo dire qualcosa, se voi mi chiedete non di giocare a Roblox o così, come dire Roblox, io ce l'avevo, era il mio gioco preferito, lo desideravo e ce l'ho, però ho dovuto cancellarlo perché è un gioco brutto, quindi cioè è carino, però mi hanno detto cancellalo, è un gioco brutto, non si gioca quel gioco. Sì, quanto io l'avevo cancellato, sì, ero triste, però comunque dobbiamo ascoltare i nostri genitori, no? Guardate. Che noia. Non mi chiedete perché ho tutta la casa blu. Aspettate, vi dico. È perché io c'era un aggiornamento che di una ricordo saliva di una sfida e là ha vinto la mia squadra. Infatti guardate cosa ho vinto, guardate pure i miei vestiti che mi hanno dato. Mi hanno dato questa maglietta, no, mi hanno dato queste due magliette, no, in realtà mi hanno dato tutte le cose, mentre queste magliette me le sono perse, quindi me le hanno dato, questo, penso questi due, sì, questi due, perché ovviamente non compro cose inutili, perché dopo avrò 0 euro, un giorno ho provato a fare 0 euro, avevo proprio 0 euro. Oh mamma, ci sono andati, vabbè. E io avevo fatto questa sala come ricordo, guardate. Penso che questo me l'hanno dato come regalo alla vinta. Che io non voglio dalla casa perché è troppo grande. Io ce l'avevo tutta arredata, ma non ce l'ho più arredata. Perché se la cancello. Scusate, è venuto qualcuno. E quindi non so proprio dove andare in realtà. Penso proprio che devo andare. Ah, ok. Posso entrare a casa degli altri. È uscita dal gioco.
Non ci credo che è uscita da gioco. Ma insomma, io stavo penso che questa è nuova, poverina. Gli do un like. Cioè, ma non riesco più a togliere il like. Ok, andiamo a casa di Galli. Adesso non mi piace, quindi metto anche io, se gli piace agli altri lo piace anche a me. Che gusti hanno? No, vabbè, è bruttissimo. Bruttissimo. Vedete questa schifo. Va bene, lei, sapete di che squadra è? Va bene. Non è la mia squadra. Lei è nella squadra del fuoco. Io ero la squadra dei fulmini. Quindi non posso stare con lei. Oh my god. Comunque non so proprio dove vado. Penso che devo andare. Non ce l'avevo. Prima di è della mia squadra. Sì, della mia squadra. Sono felicissima. Dai, non eliminati. È della mia. Casa con calma e tranquillità. Scemi che non siete altro. Scemi che non siete altro. Come vi siete permessi? Come vi siete permessi? Sarà la nostra fine. Un giorno mi vendicherò, ma non so neanche che sono. Vabbè, sono qua sul desk, scusate ragazzi. Che sono un po' pazza con i miei amici. Scusatemi intanto. Non anche io e i miei amici. Ne parliamo prima dei miei amici. Non ne parliamo, mamma mia. Ne parliamo di quelli, però anch'io sono un po' pazza però. Perché se non parto da me, ma non sarà. Scusate che questa canzone è carina perché mi ricorda la scuola. Perché e infatti è la fine della scuola e quindi un po' mi manca perché sono innamorata di qualcuno, capito? E quindi mi manca salutarlo. Quello è un buon amico, cioè lo amo molto, credetemi. Ma io non so proprio cosa mettere a casa mia. Ma che noia! No. Non so proprio cosa fare, raga. Sono povera. Vabbè, ti molto povera. Cioè, sono stata bene. Ecco, penso tutti i soldi che ho tantissimo. Per questa casa. Sono a me. Oh, sì, che bello! Buh, sei bruttissima, scema, brutta, resti insieme a me, brutta, stupida, scema. Vabbè, se voi siete della... non so persone che comunque non sappiamo ma cosa stiamo, non so neanche, perché nei testi sono diversi, non in modalità diversi, quello che penso, e quindi